Oggi incontro con la stampa, mi affido al progetto di Dio, dice Don Damiani, neocoadiutore del Cardinal Montenegro. Oggi la cerimonia di ordinazione. Salgono a 6 contagiati a Canicattì, positivi anche a Palma di Montechiaro, Naro, Sciacca, Riviera e Castrofilippo. Gran parte importano il virus dopo aver effettuato viaggi. A Palermo preoccupa il focolaio alla RAP. In corso lo svuotamento dell'hotspot di Lampedusa, migranti trasbordati nella nave quarantena Rhapsody. Migrante ucciso, l'automobilista non si fermò all'ALT, arresto per detenzione di cocaina a Licata e a Canicattì altro arresto perché minaccia di dare fuoco alla moglie. Camilleri, festeggiamenti per ricordarne la nascita e i 5 Stelle donano le panchine letterarie, oggi la cerimonia. Diventerà bellissima kermesse ad Agrigento, bilanci e futuro in vista delle consultazioni elettorali. Benvenuti all'appuntamento con l'informazione di TVA Notizie. C'è festa ed emozione per la comunità cattolica agrigentina perché oggi pomeriggio nel corso di una solenne cerimonia ci sarà l'ordinazione del nuovo vescovo coadiutore di Agrigento, Don Alessandro Damiani, che affiancherà per un breve periodo l'attuale Montenegro. Don Damiani nel suo mandato si affida al progetto di Dio. Stamane dicevamo c'è stato l'incontro con la stampa a cui hanno preso parte l'arcivescovo Don Franco Montenegro, il neocoadiutore Don Alessandro Damiani e il vescovo di Trapani Don Pietro Fragnelli. C'era per noi Arturo Cantella. Conferenza stampa stamani di presentazione di Don Alessandro Damiano, che nel pomeriggio sarà ordinato nuovo vescovo coadiutore della città di Agrigento, che affiancherà per un breve tempo il cardinale Francesco Montenegro per poi raccoglierne il testimone completamente. È la seconda volta che nella storia della città che viene nominato un vescovo coadiutore nella diocesi agrigentina. Alla conferenza stampa di oggi erano presenti l'attuale Franco Montenegro, il neocoadiutore Don Alessandro Damiani e il vescovo di Trapani Don Pietro Fragnelli. Sono contento sul serio, oltre che perché si tratta di Don Alessandro, sono contento perché c'è la certezza di un cammino che continua e questo dovrebbe dare speranza. Per un tratto faremo la strada insieme, per cui ci aiuteremo vicendevolmente, in modo che poi, quando a me toccherà andare via per motivi di età, lui potrà continuare senza aspettare di iniziare, perché ritengo che certi singhiozzi di vuoto nella Chiesa possono diventare anche pericolosi perché diventano dei buchi e dei salti. In questa maniera è assicurato un cammino continuo, un cammino di 2 persone che si danno da fare per mettere insieme la conoscenza che hanno del territorio, e quindi questo è l'auspicio e l'augurio più bello per questa terra e per questa Chiesa. Con quale spirito affronta questo momento? Con lo spirito dell'abbandono al progetto che Dio vuole fare con me, nella speranza che io riesca a farlo secondo il suo cuore. Io devo confessare, direi proprio pubblicamente, devo confessare che io non conoscevo e quindi non conosco Agrigento. Mi ero fermato alla Valle dei Templi e a quel viale che c'è un po' dietro la chiesa di San Calogero, dove c'è la passeggiata, non so come si chiama. Viale della Vittoria. Ecco, quello è il mio confine di conoscenza di Agrigento. Poi in questi mesi, certo, ho sentito un po' di presbiteri, ho sentito il cardinale Montenegro, ho letto qualcosa un po' qua e un po' là, imparerò a conoscere Agrigento. Hai fatto un'idea a proposito della nostra realtà agrigentina, una realtà difficile che in particolare con Lampedusa, diciamo, è al primo posto per il fenomeno
immigratorio che chiaramente è di interesse non solo nazionale ma internazionale. Ecco, questo grave problema la Chiesa come intenderà affrontarlo? In particolare la sua azione spirituale quale sarà? Io non mi sono fatto un'idea della realtà agrigentina in questo momento, penso di essere presuntuoso affermando il contrario. Sapete bene, meglio di me, come la realtà agrigentina, la realtà siciliana, la condizione che sta attraversando il mondo in questo momento è molto complessa. Come si fa a farsi un'idea senza esserci mai stati? Ecco. Quindi l'idea me la farò piano piano e spero anche grazie al vostro tipo specifico di servizio che fate per un'informazione chiara, trasparente e oggettiva. E Lampedusa è preda delle telecamere. È preda delle telecamere che a volte soverchiano un po' quella che è la realtà umana, quella realtà fatta di carne e di sangue dei lampedusani e di coloro che approdano su quelle coste. È certamente una questione che riguarda l'intera Europa, ma io non sono un esperto di politiche europee, quindi al momento non saprei cosa dire, se non che se non si difendono le parti più deboli di un corpo, tutto il corpo ne risente. Più di qualcuno, amici ma anche sconosciuti, mi hanno chiesto: ma non porti già la croce? Io ho risposto: guarda, quella che non si vede certamente è più pesante di quella che si porta attaccata al collo. Ma sicuramente, dicevo, è importante per lui, importante per la Chiesa e per la società di Agrigento. Io mi auguro che il rinnovamento non sia soltanto nello spostamento di una persona, ma in una tessitura di bene, di bellezza, di giustizia che una persona che viene da fuori può incoraggiare a realizzare. Ma naturalmente i protagonisti siete anzitutto voi agrigentini che stimolati da questa nuova presenza, dalla fede in Cristo risorto, dalla ricchezza del Vangelo che è presente in questa storia, voi agrigentini, dico, potete con questa nuova guida uscire, chi deve uscire dalla pigrizia, da situazioni nelle quali si dice si è sempre fatto così, e nello stesso tempo mettervi alla prova, cioè costruire con le risorse migliori che voi avete. Emergenza coronavirus, la situazione è davvero preoccupante perché i contagi non si arrestano. Ultimi positivi registrati a Ribera, una famiglia, madre, padre e figlio rientrati dalle vacanze e posti in quarantena. Altri 2 a Castrofilippo, un uomo e una donna rientrati dall'estero, uno a Palma di Montechiaro, mentre salgono a 6 a Canicattì, 2 in più rispetto a ieri sera. I tamponi sono arrivati da pochissimo, sono tutti contagi importati dopo viaggi effettuati. C'è ancora positivo un 12enne a Licata, a Naro una donna rientrata dalla Spagna e sempre a Naro 12 persone in quarantena fiduciaria. Si rammaricano i sindaci Pace di Ribera, Badalamenti di Castrofilippo e Castellino di Palma di Montechiaro. Quest'ultimo in particolare sottolinea come sia necessario mantenere il distanziamento, indossare le mascherine e le prescrizioni impartite dal DPCM e dalle ordinanze del Presidente della Regione. Mentre in ambito siciliano il bollettino segna 78 nuovi contagi in Sicilia con ben quasi 100 ricoverati in aumento, così come in aumento sono i tamponi effettuati ieri, sono stati 4.241, dunque rispetto a questi tamponi è risultato positivo l'1,83% e questi sono numeri che purtroppo ci riportano al mese di aprile, periodo di lockdown. Sono 87 attualmente in Sicilia i ricoverati in ospedale,
più 6 rispetto a giovedì, sono 11 in terapia intensiva, quindi il costante aumento, in particolare a Palermo, ha imposto che fosse decisa la riapertura di una unità operativa del cervello dedicata al Covid. Preoccupa sempre a Palermo il focolaio sviluppatosi alla RAP, che è l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti, che ha un focolaio, dicevamo, con 9 dipendenti. Sempre nella capitale stanotte sono stati ricoverati con polmonite risultata poi da Covid altre 2 persone al cervello e una al civico. Intanto cambiamo argomento perché parliamo di immigrazione, dove stanno sbarcando e vengono trasbordati sulla nave quarantena Rhapsody ormeggiata a Lampedusa i circa 900 migranti giunti nella più grande delle Pelagie, già alloggiati all'hotspot. Le operazioni sono in corso di svolgimento al molo commerciale di Lampedusa. Data l'altezza delle motovedette non in grado di raggiungere il portellone della nave, si sono resi necessari dei pescherecci che stanno facendo la spola per effettuare il trasferimento dei migranti. E sempre in tema di migranti, però questa volta facciamo un passo indietro, ci sono gli accertamenti della Questura di Agrigento sulla fuga e morte dopo essere stato investito del migrante ventenne ospitato al centro accoglienza di Villa Sicania, e hanno chiarito effettivamente cosa sia accaduto quella sera. Nel corso della notte 2, nel tentativo di allontanarsi arbitrariamente, sono riusciti repentinamente a fuggire dal cancello, raggiungendo la statale 115. A quel punto alcuni operatori della Polizia di Stato, appartenenti al primo reparto mobile di Roma, preposti al servizio di vigilanza, ordine e sicurezza pubblica, si sono subito messi ad inseguirli, bloccandone uno. Frattanto sopraggiungeva un'auto in corsa che, nonostante il segnale di alta alle forze dell'ordine, ha investito il gruppo, causando la morte del migrante e il ferimento di 4 poliziotti. Il conducente dell'autovettura ha anche tentato la fuga, ma è stato immediatamente bloccato e condotto all'interno della struttura di Villa Sicania. Effettuati i rilievi, la polizia, unitamente ai militari dell'Arma, hanno arrestato il conducente ai sensi di omicidio stradale e fuga dello stesso. I poliziotti sono stati affidati alle cure del San Giovanni di Dio e le loro condizioni sono in lieve miglioramento. E parliamo ancora di cronaca. 15 grammi di cocaina già divisa in dosi nel marsupio, per questo è scattato l'arresto per un licatese CV di 40 anni con l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'arresto è stato condotto dai carabinieri della compagnia di Licata e il giudice ha convalidato l'arresto e adesso il quarantenne si trova agli arresti domiciliari. Ipotesi di reato di maltrattamenti e minacce, per questo è stato arrestato un 39enne. Ti do fuoco, le avrebbe detto al culmine dell'ennesima lite furibonda con la moglie. I 2 in fase di separazione stanno vivendo un momento convulso, sfociato in questo periodo nel corso del quale si sarebbero verificate le pesanti minacce nella lite dei giorni scorsi, per cui i carabinieri della compagnia di Canicattì hanno tradotto l'uomo presso il carcere di Agrigento. Il GIP Monica Marino intende effettuare una nuova valutazione su Gabriele Mollica, il ventenne che sabato scorso ha ucciso con 23 coltellate il padre nell'abitazione estiva situata a Spadafora, un delitto consumato nella notte mentre il 59enne Pierluigi dormiva. Il magistrato intende capire se il giovane, che attualmente si trova ricoverato all'ospedale Papardo di Messina, una volta dimesso dalla struttura sanitaria, possa essere curato in maniera adeguata in carcere oppure necessiti di una struttura psichiatrica. Allo stato, scrive il GIP, non si può considerare la sussistenza di un'infermità mentale che escluda o diminuisca gravemente la capacità di intendere e volere. È necessaria quindi una relazione medica sulle sue condizioni psichiatriche che sarà effettuata nell'ospedale in cui il ventenne si trova ricoverato da quel tragico sabato di fine agosto.
Una tragedia familiare che in pochi potevano immaginare. Pierluigi Mollica, imprenditore 59enne di Messina, è stato sorpreso nel sonno e ucciso, secondo l'accusa, dal figlio Gabriele con 23 coltellate. La vittima avrebbe provato a difendersi ingaggiando una colluttazione con il figlio prima di cadere a terra esamine. Lo stesso giovane ha riportato delle ferite e per questo è stato condotto in ospedale. In casa, oltre alla compagna dell'uomo, c'era anche un altro figlio di 17 anni. Le loro urla hanno richiamato l'attenzione di parenti che vivono in una villetta vicina e che hanno subito chiamato i soccorsi. Il ventenne, appassionato come tanti coetanei di videogame, adesso deve rispondere di omicidio. Ieri mattina intanto al Duomo di Messina si sono svolti i funerali di Pierluigi Mollica. In tanti si sono stretti al dolore della famiglia e ancora sono increduli per quanto accaduto. Le banchine letterarie sono una gran bella realtà in tante città del mondo. Adesso adorneranno anche Porto Empedocle per celebrare il suo illustre figlio Andrea Camilleri. L'iniziativa è dei 5 Stelle, oggi la cerimonia di inaugurazione. Vediamo. Parliamo di questa iniziativa di oggi che segue quella di ieri, insomma tante iniziative dedicate anche al 95esimo anniversario della nascita di Camilleri. Eh sì, oggi poi è una giornata speciale perché abbiamo inaugurato queste meravigliose panchine donate dal Movimento 5 Stelle, dai deputati dell'Ars, con il taglio delle loro indennità. Hanno donato milioni di euro in questi anni, hanno deciso di dare un dono anche simbolico ai comuni e soprattutto ai comuni del Movimento 5 Stelle, venendo incontro anche a idee che noi magari per le difficoltà economiche dei nostri enti non potevamo soddisfare, e così la mia idea è quella della valorizzazione di questo comune con progetti culturali che possano dare da leitmotiv a tutto il territorio, puntando proprio su questi nostri figli illustri, perché noi abbiamo meravigliose spiagge, un mare splendido, cibo buonissimo, è una gastronomia molto particolare, ma quello che ci rende unici è proprio questa grandissima presenza letteraria di queste zone che fanno di questo comune una pagina vivente di letteratura. Chi viene qua può vedere le vie, la chiesa, il municipio, citati dagli immensi scrittori Andrea Camilleri e Luigi Pirandello. Abbiamo cominciato con questo percorso con il murales a firma Ligama. Oggi queste panchine, lì ci sono le 2 ragazze che hanno materialmente realizzato l'opera su impulso dell'associazione A Tutta Vita che fa percorsi storici letterari in tutta la Sicilia. Sono tutte giovanissime e donne, quindi spazio ai giovani, spazio alle donne, e che dire, viva Porto Empedocle, viva Andrea Camilleri e viva il Movimento 5 Stelle. Roberta Schillaci, capogruppo all'Ars di 5 Stelle, Giovanni Di Caro, parlamentare di 5 Stelle, che oggi hanno voluto presenziare a questa manifestazione. Insomma, voi avete donato queste panchine, il senso di questa iniziativa qual è, onorevole? Allora, grazie, intanto sono orgogliosa di essere qui a Porto Empedocle, che è una cittadina che ha tantissime possibilità e opportunità. Noi siamo orgogliosi di questa iniziativa perché è un'iniziativa intanto culturale, la Sicilia deve vivere di cultura e poi dimostriamo che con le restituzioni, noi ci tagliamo i nostri stipendi, noi dimostriamo di poter fare tante iniziative sul territorio regionale. Questa è una delle tante che ci inorgoglisce particolarmente, perché abbiamo dato la possibilità di creare un tour turistico. Io sono sicura che da oggi la cittadina di Porto Empedocle avrà una grande opportunità, verranno visitatori da varie parti del mondo proprio per vedere queste sculture, perché poi sono delle vere e proprie sculture, opere d'arte, e abbiamo dato anche la possibilità a giovani artiste di potersi esprimere culturalmente e artisticamente. Quindi abbiamo raggiunto 2 obiettivi, uno economico e anche uno culturale, quindi siamo davvero orgogliosi. Passo la parola al collega del territorio. Innanzitutto il capogruppo all'Assemblea regionale nostro è Giorgio Pasqua
e Stefania Campo è la Presidente dell'Associazione Movimento 5 Stelle, grazie al quale oggi abbiamo donato un parco letterario intestato al maestro Camilleri. 6 panchine bellissime, io invito tutti a venire qua a Porto Empedocle per ammirarle, perché viste in foto non rendono così bene, sono delle panchine decorate in maniera eccellente da 2 ragazze siciliane che hanno scelto di investire nei loro studi e nel loro tempo qua in Sicilia, di rimanere qua e investire quindi in cultura. Sono 6 panchine da 1750 kg ciascuna, quindi anche dal punto di vista strutturale, benché sembrano così leggere nella forma, così come sono state decorate, perché hanno delle sembianze di libri. Invitiamo tutti a venire qua a farsi delle foto, girare Porto Empedocle come città di cultura, di bellezza e non solo di disagi. Giorni fa abbiamo parlato dei disagi che ha attraversato Porto Empedocle in merito ai fenomeni migratori, quindi invitiamo tutti i siciliani e non solo a venire qua ad investire in cultura. È l'ennesima prova questa di oggi che per tagliare gli stipendi dei parlamentari non abbiamo bisogno di leggi, non abbiamo bisogno di referendum, non abbiamo bisogno di nulla, abbiamo bisogno soltanto di buona volontà. Questo parco letterario è stato donato grazie al taglio dei stipendi dei parlamentari del Movimento 5 Stelle all'Ars, solo e soltanto firmando un documento così informale in cui rinunciamo a parte dello stipendio di parlamentare e l'altra parte la rendicontiamo puntualmente. Invece approfitto, perché lì sì abbiamo bisogno del sostegno dei siciliani, per tagliare il numero dei parlamentari abbiamo bisogno che tutti vadano a votare sì per il taglio dei parlamentari al referendum del 20 e 21 settembre prossimo. Quando ho proposto al sindaco di Porto Empedocle di realizzare queste panchine letterarie per dare lustro al maestro Andrea Camilleri, l'amministrazione ha sposato con vero piacere questo progetto, anzi ha aggiunto anche altre opere come il murales o la scalinata che appunto con ogni gradino segna passo dopo passo i titoli di tutti i romanzi del maestro Camilleri. Quindi 2 parole precise, voglio fare un appello a tutti i cittadini: venite a Porto Empedocle, perché in ogni angolo di questa città ci sono delle cose da scoprire, delle opere artistiche che ricordano la grande letteratura che ha fatto grande la nostra terra e la nostra Sicilia. I lavori effettuati dalla Forestale sono in perfetta regola e quanto ridichiarato sulla pagina Facebook di Maddalusa Riserva, che ha postato un filmato e dei contenuti che non sono stati ritenuti esatti dall'ufficio, è falso. Lo dice il direttore Bartolomeo Scibetta in una nota inviata alla stampa, che chiarisce che il video ha un tono diffamatorio e per questo minaccia di adire alle vie legali. Nessun taglio di alberi indiscriminato, dice, i lavori sono legittimi e realizzati a fronte di una precisa normativa per i viali parafuoco e quindi necessari. Per questo il Dipartimento Sviluppo Rurale contesta in toto il filmato e parla di termini diffamatori e di assolute imprecisioni usate da chi lo ha realizzato. Convention di Diventerà Bellissima. Oggi ad Agrigento il tema trattato è dal buon governo della regione, gli impegni mantenuti, gli obiettivi da raggiungere. Una lunga iniziativa nel corso della quale si alternano i vertici del movimento, deputati, simpatizzanti, e una lunga kermesse che si protrarrà fino alle ore 20. Per noi c'è stato Arturo Cantella. Dal buon governo della regione agli impegni mantenuti, gli obiettivi da raggiungere, è stato questo il tema della manifestazione promossa dal gruppo di Diventerà Bellissima all'Assemblea regionale siciliana, che si è svolta oggi presso l'hotel Dioscuri by Palace. Alla kermesse presenti i vertici del movimento, il governatore Nello Musumeci, Gino Ioppolo, Giuseppe Catania, l'assessore regionale Ruggero Razza, i deputati regionali Arico, Savarino, Assenza, Galluzzo e Giuseppe Zitelli.
Hanno aperto i lavori alcuni sindaci e amministratori in carica e quindi un confronto con gli imprenditori che hanno costituito in Sicilia esempi positivi per l'economia e per il sociale. Nel pomeriggio di oggi i protagonisti saranno i giovani amministratori e concluderanno la giornata gli interventi del gruppo parlamentare a partire dal capogruppo Alessandro Aricò. La chiusura dei lavori è affidata alla relazione del presidente della regione siciliana Nello Musumeci, che ci ha anticipato qualcosa ai nostri microfoni. È l'iniziativa che si inserisce nel calendario che abbiamo già avviato, siamo stati a Cefalù 2 mesi fa, come vedete c'è tanto entusiasmo, c'è tanta voglia di buona politica, la politica fatta di idee che diventano azioni, la politica fatta di etica della responsabilità, la politica che non cerca il per mia chi c'è, ma cerca la priorità e le necessità che emergono dal territorio. Dobbiamo voltare pagina, dobbiamo stare accanto alle imprese, dobbiamo capire che ruolo può avere la Sicilia fra 10 anni, fra 15 anni, fra 20 anni. Noi siamo stanchi di essere la porta d'Europa soltanto sotto l'aspetto umanitario. La Sicilia vuole essere la porta d'Europa anche sotto l'aspetto economico e per poterlo fare ha bisogno di infrastrutture. Allora lo Stato ci dica perché non ci sono le ferrovie veloci, ci dica perché non è completato l'anello autostradale, ci dica perché non c'è un porto hub, ci dica perché non c'è un aeroporto hub, ci dica perché l'alta velocità in Sicilia è soltanto un sogno. Ecco, queste sono le domande che noi vogliamo porre al governo nazionale. Sulle risposte non ci facciamo illusioni. Covid e immigrazione, due temi importanti che lei al momento deve cercare di risolvere, in qualche modo ci sta riuscendo. Abbiamo posto un tema serio, abbiamo detto al governo Conte: tu hai in Sicilia 42 centri cosiddetti di accoglienza, nessuno dei 42 centri è in regola con la legge, quindi che una struttura dello Stato sia fuori legge dal punto di vista igienico-sanitario è un fatto grave e siccome la sanità in Sicilia è di competenza del Presidente della Regione e non del Ministro dell'Interno e neppure del Governo nazionale, io ho posto il tema seriamente, al di là di quello che dirà il TAR, ma sappiamo già che tutto è scontato, io mi rivolgerò se sarà necessario alla Procura della Repubblica perché ci sono responsabilità penali serie sulle quali è bene che la magistratura venga chiamata ad assumere una posizione. Non si può più scherzare, ecco, su queste cose. Poi che il fenomeno migratorio sia sfuggito di mano al governo Conte è sotto gli occhi di tutti, ne abbiamo ricevuto 20.000 in questi 8 mesi, non c'è controllo di pattugliamento sul mare Mediterraneo, non c'è una politica estera che consenta ai paesi del Nord Africa di poter bloccare la partenza dei carnefici, dei mercanti della carne umana, gli altri paesi europei fanno finta di essere in Asia o in Australia e quindi per loro il problema immigrazione non è un tema perché tanto scaricano tutto sul popolo siciliano. Siamo stanchi, non siamo razzisti, vogliamo essere e continuare a essere umanitari, ma l'immigrazione per noi non deve essere più un problema, deve essere una risorsa. Per essere una risorsa servono regole chiare, precise e rigorose per tutti gli Stati europei. Parliamo ancora della convention, diventerà bellissima, c'era anche il sindaco di Bivona Milko Cinà che è intervenuto per portare progetti, proposte ed istanze del territorio. Siamo con il sindaco Milko Cinà di Bivona, diventerà bellissima, oggi si riunisce regionalmente ad Agrigento. Ecco, come valuti questa iniziativa anche in vista di tante elezioni che si terranno nei nostri comuni in Sicilia? Penso sia un'iniziativa importante perché la politica deve cominciare a parlare con i territori, la gente ormai è disillusa e vuole fatti. Il Presidente della Regione Musumeci assieme ai parlamentari del governo, agli assessori stanno facendo un ottimo lavoro, sui comuni stanno arrivando tantissime risorse, si stanno sbloccando finalmente le risorse per quanto riguarda la viabilità provinciale perché è stato bloccato il prelievo forzoso nelle province e questo è a tutto merito della Regione.
tanti sono gli interventi sul dissesto finanziario, sulla protezione civile e sui bandi comunitari. Noi abbiamo bisogno di infrastrutture, abbiamo bisogno di rilanciare questa Sicilia sia dal punto di vista del turismo sia dal punto di vista dell'agricoltura. Quindi questo momento organizzato dall'onorevole Savarino è un momento importante di confronto con gli amministratori e con gli imprenditori della provincia per fare il punto della situazione. Nuovo assessore nella giunta di Naro presieduta dal sindaco Maria Grazia Brandara. Si tratta di Vincenzo Cavaleri, già ex segretario del comune, che ricoprirà la carica di assessore con delega alla cultura, allo sport, al turismo e agli affari generali. Ringrazio ancora una volta l'uscente assessore Dario Lombardo per l'impegno profuso durante il suo mandato, ha dichiarato il sindaco Brandara, e auguro buon lavoro a Vincenzo Cavaleri, a cui riconosco grandi doti politiche di mediazione e capacità burocratico-amministrativa. La mia squadra è pronta per affrontare nuove sfide per una Naro diversa, conclude. E adesso ci fermiamo per dare spazio alla pubblicità, poi torneremo per parlare di caccia tra poco. Impugnato innanzi al TAR di Palermo il calendario venatorio 2020, l'Unaves si oppone. Ancora una volta il WWF ha impugnato il calendario venatorio 2020-2021 emanato dall'amministrazione regionale, contestando alcuni profili di legittimità nella parte in cui per alcune specie animali consente la preapertura, per altre la chiusura posticipata del prelievo venatorio rispetto alle date indicate dall'ISPRA. A tal proposito il presidente del TAR Sicilia ha già respinto l'istanza con cui il WWF aveva chiesto l'adozione del decreto cautelare monocratico, dicendo che non sembra sussistere una situazione di estrema gravità ed urgenza tale da giustificare la concessione della misura cautelare monocratica. La prossima udienza camerale intanto è fissata per il 25 settembre 2020. A fronte del ricorso proposto dal WWF, l'Unaves, Unione Associazioni Venatorie Siciliane, ha già conferito mandato agli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza del Foro di Palermo al fine di costituirsi nel predetto giudizio e sostenere le ragioni delle associazioni venatorie e difendere la legittimità del calendario venatorio nelle competenti sedi giurisdizionali. Stiamo continuando a chiedere la verità e i fatti ci hanno dato ragione sin dal primo momento, quando i familiari, quando la Guardia Costiera, quando si capiva che c'era qualcosa di anomalo in questi incidenti e si è voluto andare avanti. Oggi ci sta dando ragione la Procura, ci sta dando ragione gli avvocati che stanno lavorando, così come i periti. È una vicenda anomala, è una brutta vicenda che ha coinvolto la nostra marineria, la nostra comunità di Cinisi e Terrasini. Personalmente ho chiesto a tutte le cariche dello Stato, dal Presidente ai Ministri, all'Ammiraglio, di continuare a seguire, di dare aiuto a queste famiglie, così come è giusto che sia, e di cercare la verità su questa brutta vicenda, così come abbiamo chiesto tante volte il recupero della nuova Iside. La perizia tecnica su alcune parti dello scafo ha posto in evidenza alcuni gesti poco civili, poco normali. Sì, questo sarà la Procura, sarà la magistratura a fare il proprio corso. Certo che da quello che si sente della scatola nera, da quello che ci dicono i periti, così come ci dicono gli avvocati, non è stato un bel gesto sentire che c'è stato un urto, più di un urto, sentire delle urla, delle grida e non intervenire, non dare soccorso. Queste persone si potevano sicuramente salvare o quantomeno aiutare. Questo non è stato fatto e questo ci dispiace molto, quindi è giusto che la verità debba venire fuori e la giustizia debba fare il proprio corso. L'amministrazione comunale come sta per essere vicina alle famiglie? Perché ricordo che c'era un caso dove addirittura parecchi ragazzini già erano orfani ed avevano una situazione che gravava su uno zio.
Lo abbiamo fatto costantemente, ci sentiamo con le famiglie, così come abbiamo scritto sia al Ministro Bonetti, che è venuta personalmente e ha preso impegni per questi familiari, il Ministro della Famiglia, così come abbiamo fatto con gli altri ministeri. Aspettiamo risposte dallo Stato che si assuma le proprie responsabilità e nello stesso tempo dia una mano d'aiuto. Sono convinto che succederà questo, che lo Stato metterà in campo i giusti strumenti per dare sostegno a queste famiglie. Proprio domenica mattina ci sarà una manifestazione fatta da 5 atleti locali che partiranno dal porto di Terrasini e raggiungeranno il porto di San Vitolo Capo. La faremo insieme alla Guardia Costiera, la faremo insieme al Comune di San Vitolo Capo che ci aspetta, proprio per sensibilizzare, tenere alta l'attenzione e non spegnere i riflettori su questa brutta vicenda. È una tavola di windsurf dove gli atleti devono percorrere 17 miglia e lo faranno in tante ore. Partiremo alle 5 di mattina, l'arrivo previsto a San Vito è circa all'1 di pomeriggio, proprio per manifestare sensibilità nei confronti della Nuova Iside. Il 1° settembre abbiamo dedicato la Notte delle Luci, che è una rievocazione storica che a Terrasini si fa sempre nel favore dei marinai, l'abbiamo dedicata proprio alla Nuova Iside. Quindi tante iniziative e continueremo a farle per tenere alta l'attenzione e non spegnere i riflettori, così come è giusto che sia. Cosa significa l'assenza in un nucleo familiare dei genitori, queste mancanze di figure fondamentali per la propria vita? Certo, è brutto, è venuto a mancare il capofamiglia, è venuto a mancare il figlio, ancora disperso, e noi chiediamo con forza il recupero della Nuova Iside per cercare di riavere magari il corpo e darlo giusta sepoltura. Così come l'altra famiglia ha bisogno di un sostentamento economico giusto, perché l'attività principale era la pesca e quindi è venuto a mancare questo. Quindi l'attenzione nostra va in tal senso e staremo accanto a questi nostri concittadini. Operazione Palude, corruzione e voto di scambio, archiviata l'inchiesta per l'assessore regionale delle attività produttive Mimmo Turano. Il GIP di Trapani ha archiviato l'indagine per corruzione e voto di scambio nei confronti dell'assessore alle attività produttive della regione siciliana Mimmo Turano. A darne notizia lo stesso politico. Le investigazioni traggono origine nell'ambito dell'operazione denominata Palude di 2 anni fa, che vide in totale 30 soggetti indagati in 2 distinti procedimenti penali, tra loro però collegati, e che hanno permesso di portare alla luce un sistema criminale finalizzato ad assicurare indebite agevolazioni a numerosi soggetti privati ed imprenditori in relazione agli adempimenti in materia di edilizia privata e pubblica di competenza del Genio Civile e all'affidamento di lavori pubblici. Una prima attività di indagine individuò all'epoca dei fatti come fulcro del sistema criminale accertato la figura dell'ingegnere capo del Genio Civile di Trapani, il quale attraverso lo studio tecnico formalmente intestato al figlio curava in prima persona numerose pratiche destinate ad essere trattate. A Turano veniva contestato un patto corruttivo con Giuseppe Pirrello, proprio l'ingegner capo del Genio Civile. Turano, che è stato assistito dall'avvocato Lillo Fiorello del Foro di Palermo, ha commentato l'archiviazione: ho sempre avuto la massima fiducia nella giustizia e la certezza di essermi sempre mosso con correttezza e limpidezza. Ringrazio il mio avvocato e soprattutto il presidente della regione, che fin dal primo momento di questa amara vicenda mi ha manifestato comprensione e fiducia. E questa sera dalle ore 21 al Piazzale Caos di Agrigento, cerimonia di premiazione del conferimento dei premi Sipario d'Oro, ambiti riconoscimenti assegnati dalla giuria presieduta da Lelio Castaldo a personalità della società, dell'arte e della cultura distintesi per un particolare impegno e doti umane e professionali. L'iniziativa è inserita nell'ambito del Pirandello Stable Festival e ospitata dal Parco Letterario Luigi Pirandello, sarà presentata da Claudia Badalamenti e da chi vi parla.
E domenica 27 settembre 2020 alle ore 9 in prima e alle 10 in seconda convocazione presso via Cesare Battisti numero 9 secondo piano si riunirà l'Assemblea provinciale dell'Assostampa. All'ordine del giorno l'analisi della situazione della professione in provincia di Agrigento anche alla luce della persistente crisi del settore editoriale e le prossime iniziative della sezione da intraprendere in ambito provinciale riguardo all'interlocuzione con gli enti per l'istituzione di uffici stampa. L'Acregas si prepara per l'esordio di Coppa Italia di domenica prossima 6 settembre all'Esseneto contro i cugini del Casteltermini, ripescato ultimamente in eccellenza per la prima volta della sua storia calcistica. Purtroppo per motivi organizzativi la gara sarà giocata a porte chiuse, per cui non poteva esserci esordio più amaro. Il comunicato della società è abbastanza chiaro, in attesa di completare le procedure e i passaggi burocratici che permetteranno la disputa delle gare a porte aperte con una capienza limitata di 1000 persone. In poche parole, non si è fatto in tempo a rendere agibile la maggiore struttura calcistica agrigentina. La società, a quanto pare, si è messa in movimento per ovviare al problema, garantendo che tutto ritornerà in ordine in occasione del campionato. Intanto la squadra, agli ordini del tecnico Ciccio Di Gaetano, continua a mettere benzina dentro per allungare la propria autonomia di tenuta. In queste ultime ore si registra un altro arrivo in casa Acregas. È notizia, infatti, dell'arrivo in biancazzurro del giovane centrocampista Federico Salvatore, classe 99, proveniente dall'AD con il Marsala. In passato è stato con le giovanili del Trapani e ha indossato le maglie di Canicattì, Gela, Savona ed Ebolitana. Federico Salvatore si è aggregato alla squadra da qualche giorno. Per come ci ha informato lo stesso allenatore, la rosa è sulla buona strada e freme per dare la prima soddisfazione stagionale ai propri sostenitori ed anche alla società. Come si prepara questo derby con il Casteltermine? Ma si prepara come si preparano tutte le altre partite. È una partita sicuramente importante, è il debutto, quindi c'è tanta attesa, non solo da parte dei tifosi ma anche da parte nostra, perché comunque vogliamo vedere a che livello siamo, a che punto siamo del nostro percorso, quindi è una partita importante, è una partita che fa parte di una competizione importante, quindi va sicuramente onorata e ci stiamo preparando, ci siamo preparati per farlo nel miglior modo possibile. Come dici tu, probabilmente non sarà importante il punteggio finale, ovviamente 3 punti, ma quello che ti preme maggiormente è capire la forma dei tuoi giocatori, è quella che l'acquisizione degli schemi. Sì, quello sicuramente, però sinceramente penso anche ai 3 punti, perché ripeto, per la mia mentalità sono costretto a pensarla in questa maniera, che comunque a parte dico il desiderio di vittoria abbiamo anche l'esigenza di vincere, perché siamo in una piazza importante e quindi bisogna sempre ricercare la vittoria. Poi è ovvio che se durante la partita capisci che non puoi vincere, l'importante è che non perdi. Una piccola nota stonata è dovuta dal fatto che si dovrà giocare a porte chiuse. Sì, questo è di sicuro, oltre ai tifosi, i primi ad esserne dispiaciuti siamo noi, con a capo la Presidente Sonia Giordano, la quale mi ha chiamato e mi ha detto pure che era dispiaciuta di questa cosa, però purtroppo ci sono delle cose burocratiche che non dipendono solo dalla dirigenza, quindi dobbiamo cercare di fare una buona gara e vincere anche per coloro i quali non possono assistere. Domani allora debutto in derby con il Casteltermine, una squadra vicino casa, diciamo che è un derby anche inedito sotto certi punti di vista, per l'eccellenza. Sì, quello sì, anche se comunque in Coppa Italia soprattutto le prime partite sono tutti derby, però noi siamo una squadra costruita andando per vincere, poi con tanti giocatori nuovi, quindi è importante iniziare col piede giusto, con la testa giusta, al di là che sia un derby, però penso che sia la prima partita ufficiale, bisogna iniziare veramente con la testa giusta. Come è arrivata questa sfida? Arriviamo bene perché comunque, come ha detto il mister, abbiamo lavorato tanto, domani magari non saremo al completo perché mancano 3-4 giocatori, però
Questo passa in secondo piano perché, ripeto, si è costruita una grande squadra, bisogna iniziare bene, cercare di smaltire il prima possibile tutto il lavoro fatto e presentarci domani e nelle prossime partite nel miglior dei modi. Purtroppo si gioca a porte chiuse e questo è sicuramente uno svantaggio per la Caracas. Quello sì, perché lo sappiamo, il supporto e la forza che ci può dare il nostro pubblico, però spero sia solo domani, intanto iniziare con una vittoria e poi riportare tutti allo stadio. Questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento alle prossime edizioni, auguro a tutti un buon fine settimana.